Eder. Mek. Pallister. Il caso della morte di Liliana Resinovic continua a suscitare tensioni e polemiche, non solo sul fronte giudiziario, ma anche su quello tecnico-scientifico. Al centro del nuovo capitolo che si aggiunge a questa complessa vicenda c'è una querela per falso presentata da Sergio Resinovic, fratello della donna, nei confronti di Giacomo Molinari, il tecnico di Sala Settoria che ha partecipato all'autopsia sul corpo di Liliana. L'uomo, infatti, nei giorni scorsi ha fatto pervenire alla procura una memoria scritta in cui si assume la responsabilità, pur ribadendo la natura involontaria dell'accaduto, di aver causato una frattura alla vertebra toracica T2 della donna nel momento in cui ha maneggiato il cadavere per sistemarlo nella corretta posizione in Sala Settoria. Una dichiarazione che ha scatenato la reazione furiosa della famiglia Resinovic, che ha immediatamente contestato la versione di Molinari, giudicandola non solo infondata, ma anche gravemente fuorviante. A spiegare le ragioni della querela è stato l'avvocato Nicodemo Gentile, legale di Sergio Resinovic, il quale ha sottolineato come le affermazioni del tecnico siano considerate un vero e proprio bluff da parte della famiglia. Secondo Gentile, Sergio ha sentito il dovere di reagire a quelle che definisce dichiarazioni mendaci e tardive, chiedendo formalmente alla magistratura di fare chiarezza sulle motivazioni alla base delle parole di Molinari, ipotizzando anche che quest'ultimo possa essere in qualche modo eterodiretto o stia tentando di proteggere qualcuno coinvolto nella tragica morte della sorella. Il cuore della controversia ruota attorno alla frattura della vertebra T2, un dettaglio di rilevante importanza nella ricostruzione medico-legale della possibile dinamica omicidiaria. Questa lesione fu rilevata nel corso del secondo esame autoptico, condotto dai consulenti della Procura, Cristina Cattaneo, Stefano Tambuzzi, Biagio Eugenio Leone e Stefano Vanin, ma non era stata evidenziata nella prima autopsia, redatta dal medico legale Fulvio Costantinides e dal radiologo forense Fabio Cavalli, che aveva eseguito la TAC 3 giorni prima dell'esame post-mortem. Cavalli, infatti, continua a sostenere che la frattura non fosse presente al momento dell'indagine radiologica. Proprio questa discrepanza ha spinto Sergio Resinovic a coinvolgere i suoi consulenti di parte, i medici legali Vittorio Fineschi e Stefano Derrico, incaricati di analizzare attentamente le immagini TAC eseguite sul corpo della sorella. Secondo quanto emerso dal loro studio, la frattura alla vertebra T2 risulterebbe già presente al momento di quell'esame, ovvero antecedente all'autopsia. Un dettaglio fondamentale che contraddice la versione fornita da Molinari, il quale ha parlato di una lesione procurata accidentalmente durante una manovra sul corpo. Dal canto suo, Giacomo Molinari ha ribadito pubblicamente quanto scritto nella sua memoria difensiva, difendendo con forza la propria posizione. In un'intervista Il Piccolo ha espresso amarezza per l'iniziativa legale intrapresa contro di lui. Confermo tutto quello che ho già spiegato. Ciò che mi rattrista è che una persona onesta che vuole essere d'aiuto alla lettura di quanto è successo a una donna venga ripagata con una querela. Il tecnico ha anche voluto precisare che le sue parole non costituiscono un'autoaccusa in senso stretto, ma una ricostruzione oggettiva di un evento, una frattura che può insorgere più frequentemente di quanto si pensi in casi di manipolazione post-mortem, che lui ha voluto segnalare per onestà professionale. Ha inoltre evidenziato che la sua presenza in Sala Settoria quel giorno non era dovuta a un'attività ordinaria di lavoro, bensì a una prestazione occasionale richiesta dal medico legale incaricato dalla Procura in una struttura diversa da quella in cui opera abitualmente. La querela di Sergio Resinovic, però, non si limita a mettere in discussione la veridicità della dichiarazione di Molinari. Chiede che venga fatta piena luce sulle sue motivazioni, sui tempi e sulle circostanze in cui ha deciso di farsi avanti e soprattutto invita a indagare su eventuali legami, comunicazioni o influenze ricevute da parte di persone coinvolte direttamente o indirettamente nel caso. Un atto che si inserisce in un contesto molto delicato, in cui la famiglia della vittima continua a chiedere verità e giustizia in un quadro investigativo ancora aperto. Al momento, per la morte di Liliana Resinovic, resta formalmente indagato per omicidio volontario il marito, Sebastiano Visintin. E proprio dalla sua parte si schiera il medico legale Raffaele Barisani, consulente della difesa,
il quale da tempo sostiene che la lesione alla T2 possa essere frutto di una manipolazione del cadavere e non un elemento compatibile con un'azione violenta. Nel frattempo, Sergio Resinovic ha anche avanzato una richiesta al Ministro della Salute affinché venga disposta un'ispezione sul reparto in cui lavora Molinari. L'istanza, in particolare, fa riferimento ad alcuni video postati sui social dal tecnico, ritenuti inopportuni dalla famiglia, anche se non direttamente connessi al caso Resinovic. La vicenda, dunque, si arricchisce di nuovi sviluppi che rischiano di complicare ulteriormente l'accertamento della verità. Sullo sfondo rimane il dolore di una famiglia che cerca giustizia per una sorella e una battaglia giudiziaria e scientifica che continua a muoversi tra ricostruzioni divergenti, verità parziali e tensioni sempre più marcate tra le parti coinvolte. Se chi difende Sebastiano Visintin avesse dovuto trovare qualcuno a cui far assumere delle colpe per migliorare la posizione di Sebastiano, diciamo proprio che Molinari non era il profilo esatto, perché è una persona abbastanza narcisista e sospetta e tra l'altro con quei video si condanna da solo. Allora in ogni caso, o nella migliore delle ipotesi, prima avrebbero fatto un controllo, avrebbero fatto sparire quei video pubblicati da Molinari sia su YouTube che su TikTok e poi l'avrebbero fatto uscire allo scoperto. Per questo la cosa più probabile è che Molinari abbia agito in autonomia o per farsi pubblicità, che è la cosa forse più probabile, o per difendere magari Costantinidis, a cui poteva anche tenere perché può darsi che lo conosceva da molto tempo. In ogni caso è sospetto che lui esca dopo 3 anni fuori con questa storia. Dice che lo dice adesso perché solo adesso si parla di omicidio e questa è una grandissima fesseria, perché adesso che si parla di omicidio poteva anche tenersi per sé l'informazione. Lui ha sempre saputo che per anni è andata avanti la diatriba tra omicidio e suicidio e allora era in tutto quel periodo che era fondamentale far emergere l'informazione di cui Molinari diceva di essere in possesso. A me sembra che più probabilmente lui sia uscito per farsi un po' di pubblicità e ha ottenuto ovviamente risultato, perché come vedete anche oggi le TV hanno riproposto i suoi video. È strano perché lo sta raccontando dopo che Sebastiano è stato inserito nel registro degli indagati. E questo che è strano, perché non mi può dire che non conosceva il caso di Liliana, visto che sui social sta parlando anche di Liliana, anche se dice ne parlerò più avanti. Tutti i giornali, tutte le TV, il mondo intero, e lui non sapeva che Liliana era diventato un caso mediatico, se vogliamo. Io non riesco a capire chi gli lascia fare questi video così macabri, così da film dell'horror, quando ci sono tanti ragazzi che vanno in giro coi coltelli e vengono e lui li istiga. Io ho ascoltato le sue parole dove dice che lui fa per bene la ricomposizione della salma. Peccato che non l'ha fatto per Liliana, perché Liliana è stata messa dentro un sacco mortuario, noi non l'abbiamo neanche riconosciuto il giorno del funerale, non abbiamo fermato nessun verbale il giorno del funerale. E queste cose che lui dice e fa in questi video dovrebbero essere fatte in un'aula universitaria, non su un TikTok, credo. Io non so se l'azienda sa che di queste cose che fa lui. È un depistaggio, è un depistaggio. Io non so se è amico di Sebastiano, io ho sentito un suo video dove lui dice che prima dei coltelli usa e getta si usavano dei coltelli normali, che lui faceva arrotare. Allora io vorrei sapere dall'azienda per cui lavora se questi coltelli, quando li mandava ad arrotare, erano fatti da una ditta che aveva vinto un bando di concorso o se li faceva fare lui per conto suo a qualcuno che conosce. Non so chi e non so come si chiama. Io sto dicendo quello che lui dice in un video. I coltelli e quando c'è il macete in mano. Lui dice prima di questi usa e getta si arrotavano. Allora io vorrei sapere, come cittadina che paga le tasse, anche quelle sanitarie, se l'azienda
ha chiamato una ditta specializzata per fare questo lavoro. Io mi chiedo perché dall'ospedale di Catinara, dove era stata portata nella sala mortuaria dentro quel sacco ed è rimasta lì per 5 giorni a 12 gradi, questo signore è andato a prenderla, l'ha portata nella camera mortuaria del cimitero in via Costalunga, ok? E ha fatto questo lavoro fuori dall'orario di servizio. Se si sente così onesto e così bravo, che ha fatto tutto per bene, perché non l'ha detto subito? Perché non l'hanno scritto nel verbale della prima autopsia? Ha aspettato 3 anni e 3 mesi? Non mi sembra una persona onesta che aspetta tutto questo tempo, soprattutto perché era presente col dottor Constantinides. E poi c'è un'altra cosa che mi tormenta, diciamo così. Se queste cose, queste rotture di ossa succedono così frequentemente, perché non c'è una statistica? Perché non c'è un studio dai luminari dove ci spiega perché e per come possono avvenire queste cose? Lui dice che tutto è archiviato, fatto per bene. A me non sembra. Non si può tornare a fare un'altra perizia, perché la dottoressa Cattaneo è stata nominata dalla procura. La prima procura ha parlato di suicidio. Qui si sta facendo del depistaggio, ci vuole un'altra analisi perché si vuole tornare al suicidio. Mi aspetto che tra qualche giorno arriverà una lettera di Liliana dall'aldilà o da qualche cassetto mai aperto dove ci dirà che si è suicidata. Il corpo di Liliana ha fatto il giro di Trieste. Stava nella sala dell'obitorio dell'ospedale di Catinara, è stata portata al cimitero, nella sala mortuaria del cimitero, dove lì arrivano le salme pronte per il funerale, messe dentro i frigoriferi. L'hanno fatta girare per tutta Trieste. L'hanno fatta girare per tutta Trieste questo povero corpo. Non bastava il ritrovamento come è stato fatto, non bastava tutto il resto. Che bisogno c'era? Allora posso pensare che c'è qualcosa di più grande sotto questo omicidio. Ci sono troppe cose nascoste e si vogliono continuare a nascondere. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.